Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E benvenuti e buona domenica a tutti. È il Signore Gesù che ci ha invitato quest'oggi, che vuole farci dono della sua parola, del suo incoraggiamento a vivere bene, a impegnarci nella vita. E oggi vuole prima di tutto darci anche il suo perdono, farsi sentire vicino a noi. All'inizio di questa celebrazione gli chiediamo perdono di tutti i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che nell'azione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, donaci una rinnovata gioia pasquale, perché liberi dall'oppressione della colpa partecipiamo alla felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Zaccaria. Così dice il Signore: esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro, figlio d'asina. Farà sparire il carro da guerra da Efraim e il cavallo da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annuncerà la pace alle nazioni. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume fino ai confini della terra. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: benedirò il tuo nome per sempre, Signore. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Dirò il tuo nome per sempre, Signore. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Dirò il tuo nome per sempre, Signore. Fedele è il Signore in tutte le sue parole e buono in tutte le sue opere. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, voi non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori, non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Parola di Dio. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti, e le hai sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore. Troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce, il mio peso leggero. Parola del Signore. Oggi Gesù dice, l'abbiamo sentito nel Vangelo, venite da me. Venite a me voi che siete stanchi e oppressi. Io vi darò ristoro. E il Signore non riserva a una fetta di suoi amici questa frase, ma la rivolge proprio a tutti. Tutti coloro che sono stanchi, che sono oppressi dalla vita. E chi è che può sentirsi escluso da questo invito? Il Signore sa che la vita può essere pesante. Sa che ci sono molte cose che affaticano il cuore, delusioni, ferite del passato,
pesi da portare, torti da sopportare, incertezze, preoccupazioni per il futuro. E di fronte a tutto questo, la prima parola di Gesù è un invito a muoverci, a reagire. Venite. Lo sbaglio, quando le cose vanno male, è di restare lì, coricati. Sembra evidente, però quanto è difficile reagire, aprirsi, non è sempre facile. Nei momenti più bui viene naturale restare con se stessi, star lì a ripensare, rimuginare quanto la vita è ingiusta, quanto sono ingrati gli altri, come è cattivo il mondo e tutti pensieri così. Tutti lo sappiamo questo, forse anche noi a volte ci siamo trovati in questa brutta esperienza, con questi pensieri. Così chiusi dentro di noi vediamo tutto nero e basta. E allora si arriva perfino ad abituarci a familiarizzare con la tristezza, che diventa come di casa, quella tristezza che ci butta giù, che è una cosa brutta la tristezza. E Gesù invece ci vuole tirare fuori da queste sabbie mobili. Perciò dice a ciascuno: vieni. A chi lo dice? Proprio a te. Vieni. La via di uscita è nella relazione, nel tendere la mano, alzare lo sguardo verso chi ti ama davvero. Non basta uscire fuori da se stessi. Bisogna anche sapere dove andare. Perché ci sono tante mete che sono illusorie, che ti promettono ristoro, ti distraggono soltanto per un poco, ti assicurano pace, ti danno un po' di divertimento, che però finisce sempre troppo presto. E poi ti lascia nella solitudine di prima. Sono come dei fuochi d'artificio, belli finché ci sono, ma quando finiscono poi basta. Per questo Gesù dice anche dove andare. Gesù dice: venite a me. E tante volte di fronte a un peso della vita, a una situazione che ci addolora, proviamo a parlarne con qualcuno che ti ascolta, con un amico, con qualcuno di esperto, e questo ci fa un gran bene. Però non dimentichiamo Gesù. Non dimentichiamo di aprirci a Lui, di raccontargli la nostra vita, di confidare. Forse ci sono delle zone della nostra vita che non abbiamo mai aperto a Lui, che sono rimaste oscure perché non hanno mai visto la luce del Signore. Ognuno di noi ha la propria storia. La zona oscura si trova così in questo non saper bene dove andare. Cercate Gesù, andate in cerca di Lui, di un cristiano vero che ti aiuti con la propria esperienza ad incontrare Gesù. È in cerca di un sacerdote, di un confessore, di uno che ti aiuti a capire dove è Dio. Ma andate da Gesù, a raccontare tutto questo a Gesù. Perché oggi Gesù dice a ciascuno: coraggio, non arrenderti ai pesi della vita, non chiuderti di fronte alle paure, neanche di fronte ai peccati. Vieni a me. Gesù ci aspetta sempre, non con la bacchetta magica per risolvere i problemi, ma per renderci forte nei nostri problemi. Gesù non ci leva i pesi dalla vita, l'angoscia del cuore. Gesù non ci porta via la croce, ma la porta insieme con noi. E con Lui ogni peso diventa leggero, perché è Lui il ristoro che cerchiamo. Quando nella vita entra Gesù arriva la pace, quella che rimane anche nelle prove, nelle sofferenze. Andiamo da Gesù, diamogli il nostro tempo, incontriamolo ogni giorno nella preghiera, in un dialogo pieno di fiducia, un dialogo personale con Gesù.
familiarizziamo con la sua parola, impariamo a conoscere il suo Vangelo, riscopriamo la bellezza del suo perdono, sfamiamoci al pane di vita che è l'Eucaristia, sentiamoci amati da Gesù e saremo consolati da Lui. È Lui stesso che ce lo chiede, che insiste anche, l'ha ripetuto alla fine del Vangelo di oggi: imparate da me, troverete ristoro per la vostra vita. E così impariamo ad andare da Gesù. Anche in questi mesi estivi cerchiamo un po' di riposo da quello che affatica il corpo e non dimentichiamoci di trovare il riposo nel Signore Gesù. Affidiamo alla Vergine Maria anche queste prossime giornate, questo tempo estivo, perché ci aiuti a non dimenticarci di Gesù. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Per le intenzioni della nostra preghiera, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Per il popolo santo di Dio, perché manifesti la fedeltà al messaggio evangelico nell'amore ai nemici e nella solidarietà verso tutti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i ministri del Vangelo, perché siano i primi uditori e testimoni della parola che annunziano al popolo di Dio, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i fidanzati, perché scoprano il valore umano e soprannaturale del loro amore, per costruire la famiglia, prima cellula della società e della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i coniugi separati, perché alla luce della parola di Dio, con l'aiuto e la comprensione dei fratelli, possano riscoprire il senso cristiano della vita e in ogni caso non disperino della misericordia del Padre, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti in assemblea, perché la chiamata del Signore risuoni profondamente nel nostro spirito e ci guidi a una vera conversione, preghiamo. Accogli, o Padre, le preghiere che con fiducia ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore.
Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ci alziamo in piedi. Ci purifichi, Signore, questa offerta che consacriamo al tuo nome e ci conduca di giorno in giorno ad esprimere in noi la vita nuova nel Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai creato il mondo nella varietà dei suoi elementi e hai disposto l'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni. All'uomo fatto a tua immagine hai affidato le meraviglie dell'universo, perché fedele interprete dei tuoi disegni eserciti il dominio su ogni creatura e nelle tue opere glorifichi te, Creatore e Padre, per Cristo nostro Signore, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Pieni della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Preghiamo in particolare per i defunti della famiglia Cappellari Ines, Roberto, Zefferina, Bruno, Lina, Augusto e Rosalia, e tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Parola del Salvatore. Formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che ci hai nutriti con i doni della tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore. Abbiamo ripreso da oggi la celebrazione della domenica mattina, che proseguirà anche nelle prossime domeniche, e un po' alla volta cerchiamo di tornare alla normalità, anche se ci sono ancora dei passi da fare. Vedete che anche in chiesa dobbiamo tenere le mascherine, il distanziamento, queste cose. Cerchiamo di farlo responsabilmente, sperando che possa ritornare davvero presto tutto alla normalità. Non siamo passati prima con la raccolta delle offerte, però uscendo vicino alle porte della chiesa troviamo i cestini, possiamo lasciare qualche cosa come contributo per le spese della chiesa, della nostra comunità. Con voi. Vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. E buona domenica e buona settimana a tutti.